Noi dovevamo proteggere la roccaforte, cioè noi dovevamo arginare tutto quello che era gestibile a domicilio, cioè fermare, evitare l'intasamento degli ospedali. E quindi noi eravamo la cinta muraria, quindi solo quando la cinta muraria è forte ed è continuamente rinforzata, allora anche la roccaforte può resistere. La roccaforte da salvare, i camici bianchi a fare da muro. 4 mesi esatti da quel fatidico 21 febbraio a Vo, e a parlare sono i 3 giovani eroici medici premiati dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. Stiamo parlando di giovani medici che si occupavano della continuità assistenziale, guardie mediche, che nel momento in cui c'è stato bisogno di loro hanno risposto subito presente, come li ho chiamati io, dei riservisti. Tutti e 3 sono andati a Vo a sostituire colleghi che si erano ammalati. Maria Teresa Gallea, Luca Sostini, Paolo Simonato, storie di chi non ci ha pensato un attimo. Ho alcuni miei assistiti residenti a Vo, quindi ero maggiormente preoccupato perché quando sentivo dire che è rimasto senza medici, che chiudevano la città, mi preoccupavo per capire come poter dare assistenza. Quando poi sentivo che veramente c'era l'intera città senza medici, subito allora ho scelto di appunto aderire. Il lavoro nella zona rossa, momenti più delicati con i bimbi e con gli anziani, come una 85enne con un principio di demenza trovatasi isolata. E il caso di questa signora era una signora di 85 anni la cui figlia abitava nel comune limitrofo e che quindi quotidianamente era abituata ad andarla a trovare, e all'improvviso la figlia non poteva più andare lì per 2 settimane. Nonostante la figlia al telefono le ribadisse quella che era la situazione, il fatto che comunque non potesse andarla a trovare perché c'era comunque questa situazione di chiusura, e la signora apparentemente sembrava capire, poi ha avuto uno scompenso. E mi hanno chiamato i familiari allertati una mattina dicendo se potessi andarla a visitare a casa per vedere un po' come stava. E poi la naturale paura del contagio. Sono sempre stato a casa mia, in camera mia, non ho interagito con i miei familiari, con nessuno, quindi ho vissuto un po' da recluso, come se fossi io stesso malato. Giovani eroi, giovani medici, in prima linea. Hanno dimostrato di avere conclamato e confermato il giuramento Ippocrate, magari a differenza di qualcun altro che se l'è dimenticato.